Ecco, sarò dannato perché il 5 gennaio uscirà la nuova serie dei Delitti del Barlume e il protagonista di questa serie è appunto Cristiano Caldironi. Facciamo un test Eccolo, si del è fermato. Buongiorno Cristiano. Ciao. Sono fermato in un autogrill. Ah, ok, in una zona sicura. Quindi Sì. non sei abbandonato in autostrada. No. Grazie Cristiano di essere con noi. Tra l'altro tu ritorni da noi perché avevamo raccontato Acqua alle corde. Se ben ricordi, quel 10 gennaio del 2023, ma quanto che è non bello ricordi il a nostro memoria, ma sei archivio. andata a prenderla questa data, spero. Sì. Quanto è bello il nostro archivio e soprattutto Cristiano ha accettato immediatamente, non gli ho dovuto rispiegare chi siamo, cosa facciamo e dove andiamo. Un fiorino, esatto. Dammi un secondo così agganciamo il segnale, lo presentiamo ufficialmente per il pubblico che in questo momento sta ascoltando anche la musica che lasceremo in sottofondo. Siamo anche tanto internazionali questa mattina su Radio In con i Maroon 5, Rihanna, insomma c'è tantissimo da raccontare, tranne l'assassino. Quello non si può spoilerare mai, quello non si può raccontare, soprattutto se si tratta di genere giallo, no? Puoi chiederlo al protagonista della prima puntata che andrà il 5 gennaio di questa 13ª stagione dei Delitti del Barlume. È in collegamento con noi Cristiano Caldironi. Eccoci qua. Pronto, sono pronto. È una... Tra l'altro... Sì? No, dimmi. Poi... No, vai tu. Assolutamente. Perché facendo la chiamata dal telefono mi vedo e mi rendo conto che la gente mi dice sempre: Crima, ti sei appena svegliato. No, io mi sono svegliato alle 8, però c'ho sta roba che per 3 ore sembra sempre che mi sia appena svegliato, ma vi giuro che mi sono svegliato alle 8 e sto andando a Napoli. Fantastico, ma stai andando a girare? Sì, stiamo andando a girare una cosa nuova, insomma. Che poi magari ci potrai raccontare in futuro. Intanto parliamo dei delitti del barlume. Esatto. Intanto parliamo dei delitti del barlume. Quando si arriva alla stagione numero 13 c'è bisogno di tanta fantasia, di tanto anche rispetto per un pubblico che in questi anni ha dato tanta fiducia. Sì, poi tra l'altro proprio è forte perché 13 è comunque un numero particolare, quindi delitti, barlume, 13, secondo me sarà una stagione frizzante, insomma sono contento. È vero Cristiano, ricordiamo che è un'esclusiva di Sky Cinema, quindi Sky Original, prodotta da Sky Studios e Palomar, ed è ispirata al mondo delle serie di Marco Malvadi, edita dal nostro Sellerio, editore di cui siamo molto orgogliosi. Tu sarai il protagonista della prima puntata che andrà il 5 gennaio, ma Eliana, non vogliamo un attimo per questo dicevo, va bene Cristiano, ti dobbiamo chiedere qualche istante di pazienza perché siamo a ridosso di pubblicità, quindi torniamo da te fra pochissimo. 30 secondi Cristiano. A fra poco. La voce della tua città. Eccoci tornati, siamo stati velocissimi. Vediamo il trailer? Lo guardiamo insieme così ci caliamo anche noi in questa atmosfera dei delitti del barlume. Come sapete, tra poco le vado a sposare. Auguri. Esatto, perché ne ho veramente bisogno. Sai come si esce da un matrimonio col Gutierrez? Divorzio? No. Con la cassa da muerto. Mia moglie è andata al barlume, ma non è più tornata. Il barlume è un postaccio, Frequentato da brutti individui. Io ho parlato con dei vecchietti simpatici. Appunto. Quelli. Marchi, io c'ho una situazione che è veramente complicata. Facciamo piano. Io e la Tizi sono 3 mesi che non si batte chiodo. Chi è? Sono il padrone dell'immobile. Oh bimbi, ci manca solo i trombi prima alviviani di me. Massimo? Sì? Sono Livia. Ha trovato quella indicata. Un birrino? No, che quando bevo Mi si allargano le gambe. Ci metto un po' di vodka? tac! Sentite, la situazione qui è ingestibile. Io voglio solo capire che cosa sta succedendo.
è l'album di nozze e a metà c'è la pagina per gli auguri. Ma è morta, scusi, che auguri devo fare? Modestia a parte, io mi intendo anche di anatomopatologia e posso affermare senza tema di smentita che la vittima è stata ammazzata. Ah, su questo non ci piove. Tony, quando il dovere chiama bisogna rispondere. Pronto? Ma che ti chiama il telefono il dovere? C'è stata l'emergenza. Del caso dell'alligatore. Caso della Libratore. Io da qui non me muovo. E lo dico e qui lo dico, qua sono tutti matti. Soy un hombre muerto camminando, se dice. Mi dovete buttare in una cella e gettare... Muto. Che se parlo mi arresta? No. Com'era? Sorridi, Cristiano. Sì, no, ma arrivederti. Perché c'è un bellissimo clima di lavoro. È percepibile. Insomma, sì, ed è veramente, vedendo le scene mi vengono in mente alcuni, insomma, alcuni momenti tra una scena e l'altra dove veramente con Guglielmo e Daniele, per esempio, i due ragazzi che mi ringrazieranno per averli chiamati ragazzi, che interpretano i poliziotti, ma anche con Lucia, insomma, tra una scena e l'altra partivano alcuni momenti di improvvisazione che sicuramente avranno messo, cioè che avranno messo in difficoltà il montatore o Rowan Johnson, perché ogni tanto allungavamo un po' arrivando a giocare un po', a giocare insomma professionalmente, però è stato veramente un'esperienza umana molto bella. E poi è bello lavorare con Rowan, cioè lui è in gambissima. Uniamo il segnale. Sì, Annalisa con è bello esibizionista lavorare su Radio In, mentre noi abbiamo avuto l'opportunità di guardare alcune delle immagini della nuova stagione dei Delitti del Barlume, approfittando anche del collegamento con Cristiano Caldironi, con il quale ci stiamo addentrando in questa nuova 13ª stagione, scoprendo anche un clima di complicità che rende anche più semplice continuare a lavorare insieme dopo tanto tempo. Sì, esatto, cioè c'è, sai, uno dice 13ª stagione, no, magari no, invece c'è comunque tanta freschezza e poi non dimentichiamoci che tra un take e l'altro, un chuck e l'altro, c'è il mare stupendo dell'isola d'Elba, di Marciana Marina, e insomma, vuol dire Come no? lavorare in un bel gruppo, in un posto bellissimo, dove a fine riprese ti togli, ma non sto scherzando, la maglietta e dal barlume ti tuffi nel mare. Che meraviglia. C'è questa, si dice in giro, tanti vogliono lavorare al barlume per questo clima di lavoro. Sì, è vero. Bello. Sì, gira proprio. Guarda, io prima di arrivare al barlume ero su un altro set internazionale, quindi è un set Warner Bros. Poi magari vi parlerò appena uscirà una serie TV che parla di Marco Van Basten, si chiama Basta la serie, prodotta da Warner Bros. Holland Lit. Vabbè, insomma, quindi set internazionale. Ma dai, ma vai al barlume, ma che figata, ma è una produzione bellissima, starai benissimo, ti giuro. Quindi sono arrivato con aspettative che sono state insomma confermate. Vabbè, che poi la caratteristica proprio di questa serie è che c'ha tanto di ironia, ti permette di sorridere e di ridere nonostante ci sia questo noir che accompagna tutta, che in realtà è il fulcro della trama, però con quella bella leggerezza che è il suo marchio di fabbrica, no? Questo mix che funziona. Sì, poi sai una cosa che mi viene in mente adesso mentre stiamo così chiacchierando, è che ci sono delle dinamiche che ho ritrovato spesso anche in teatro, arrivando poi tutti Timi, Lucia, Mascino, insomma praticamente tutti lì dentro arriviamo dal teatro e questa cosa si ritrova perché c'è un po' l'aria di compagnia, ma nel senso di compagnia teatrale. Quindi poi mentre si lavora si pensa poi dopo dove si andrà a cena, insomma c'è anche una modalità proprio di lavoro che è quasi
teatrale, nei tempi di recitazione, insomma ho ritrovato tante affinità anche con il teatro, perché poi tanti arrivano quasi tutti da lì. Cristiano, è anche vero, proprio per questo, che 23 anni fa tu hai fatto la tua prima tournée teatrale con lo spettacolo Delitto a teatro nel ruolo di Amleto. Mamma mia. Con la regia di Franco Gervasio, ha aperto un po' l'album dei tuoi ricordi, e quindi quanto è importante il teatro in termini proprio di percorso professionale. Ma noi vogliamo fare un regalo a chi ci guarda su Facebook e YouTube. Abbiamo lo showreel di Cristiano Caldironi. E quindi vediamo un sacco di cose belle in streaming. Evviva, Cristiano, ci tenevo tanto perché ho chiesto a Licia Gargiulo il tuo showreel proprio perché ci hai fatto tantissimi lavori, dal diploma in recitazione all'Accademia Galante in poi. L'idea di partire da qui per poi fare un grande tour. Avete già pensato quali potrebbero essere, non so, i teatri disponibili? Senti, te come ti chiami? Angelo Santini. Ecco, allora Angelo Santini, ascolta una cosa. Lei parla della chiesa come mura di un castello del quale lei è l'assoluto padrone, per questo è disposto a difendere ogni contraddizione. Fuori dai coglioni! No, devo trovare Lino. Adesso la troviamo. No. Vieni. Stai giocando col fuoco, eh? Sono sempre stato un giocherellone. Ci piace tantissimo questo showreel, Cristiano, è fatto bene, quindi poi tra l'altro so che tu dirigi anche un'accademia di teatro e cinema. Sì, si chiama infatti Accademia Teatro Cinema, è a Ravenna e insomma frutto di anni di tanti corsi, di tante cose, insomma, quindi abbiamo messo a punto questa accademia che ci ha dato già tante soddisfazioni. Quindi ti dedichi ai giovani talenti. Sì, è uscita per esempio Giuliana Calcatinci, che adesso è al Paradiso delle Signore, è uscito Luca Di Sessa, che ha fatto il film su Mike Bongiorno, insomma tanti allievi, Ludovica che ha fatto gli 883, sempre bello. Su Sky, insomma tanti allievi giovani che da Ravenna, che comunque insomma capitale dell'impero bizantino, anche Ravenna ha la sua storia, certo. Però non è Roma, non è Milano, non è Torino, e quindi da questa città imperiale di mosaici, di arte, cerchiamo anche noi di riuscire ad essere, scusami il termine un po' professionale, competitivi, nonostante insomma siamo a 25 chilometri fuori dall'autostrada in tangenziale, nel senso una città meravigliosa che spera di essere fucina di talenti. Che bello. Andiamo ad unire un attimo nuovamente il segnale. No, quello che volevo dirti è, a proposito raccontiamo sempre tanto, c'è la musica con il Fanzone Dua Lipa, ma c'è anche l'opportunità di ritrovare, se volete, anche su YouTube, su Facebook, quelle che sono i contenuti extra che ci concediamo durante la musica, e lo facciamo attraverso il nostro streaming. Contenuto extra, per esempio, durante il quale Cristiano Caldironi ci ha portati un po' a Ravenna a farci vivere in questa bellissima cittadina una realtà di cinema, di teatro, un'accademia che gli sta permettendo di far crescere tanti talenti, e noi sui nuovi talenti, sui giovani abbiamo proprio un debole. Quelli, assolutamente, sì. E tra l'altro abbiamo fatto anche un piccolo viaggio nelle performance professionali di Cristiano, vedendo questo showreel fatto così bene,
e mi piace molto questo progetto di alta formazione attoriale che stai portando avanti a Ravenna, e ti do subito disponibilità di Open Day Cinema per valorizzare i tuoi allievi ed ex allievi, a raccontare anche la loro esperienza e come davvero l'ambizione di crederci in un mestiere che richiede tanto studio, Cristiano. Sì, assolutamente, lo diciamo sempre, la formazione è importante, tant'è che quando qualche allievo giovane che ancora magari non ha finito la formazione sembra controproducente, ma addirittura mi dispiace a volte quando un allievo arriva troppo presto, perché poi può essere un fuoco di paglia, ma soprattutto manca la struttura, la struttura non solo formativa, ma la struttura nel reggere il mestiere. Insomma, fare un film o fare una serie non significa solo poi apparire al cinema o in televisione, la devi fare, la devi reggere psicologicamente, professionalmente, insomma serve una formazione, se no non... Sì, fai un film, fai una serie e poi dopo cosa succede? Manca la struttura, manca il percorso artistico. È vero. Senti Cristiano, siamo in chiusura. Io ho recuperato in tempo record e spero di farcela, perché hai un curriculum bellissimo, ma con Eliana durante la pausa pubblicitaria ricordavamo quel meraviglioso momento delle tutine di Zelig. Sei andato a ripescare nel passato, sono passata una vita. Sì. Si parla del 2005, 20 anni fa. Vedi, noi ce lo ricordiamo, il nostro regista a stento parlava, quindi non se lo può ricordare mai. Quanto vi adoravamo! Aspettavamo Zelig per le tutine. Quando Bisio diceva le tutine! Guarda, eccolo qua, mamma mia. Ma hai proprio ripescato, avete ripescato così. Grande Marco. Sì, anche quella è un'esperienza. Sì, è un'esperienza, anche perché se tu ci pensi, tutti parlavano e noi eravamo ai tempi, muti. Dopo sono arrivati altri comici, eravamo muti. È interessante, è un po' come nel cinema, no? A volte quando parlo con registi o cose dico, ma non è che è troppo lunga la sceneggiatura, vero? Non farmi parlare troppo, che non mi piace parlare troppo. E lì non si parla, cioè per un attore non parlare è fantastico. Esatto. Eppure siete riusciti in controtendenza a conquistare e a far ridere tantissimo. Assolutamente. Sai che le tutine io non lo sapevo, sono entrate nell'enciclopedia come trio comico muto di quegli anni lì. Pazzesca, è stata un'esperienza molto bella. No, noi provavamo allo IALS a Roma, mi ricordo con Manuela Panatta, ma con varie coreografe, ore e ore e ore. Ti racconto solo, in 2 secondi. Sai, la danza si conta in 8, no? 5, 6, 7. Rocco invece mi ricordo che contava da 1 fino alla fine dell'esibizione, quindi arrivava a 120, 150 e noi eravamo e lui 44, 45, 40, no, ma io sono impazzisco. Noi ti ringraziamo. È bello anche davvero. Il fatto che sai, perché magari ad un certo punto della carriera uno dice vabbè, ma quella era un'altra cosa, e anche il passaggio dal mondo della comicità non è sempre ben accettato dall'artista stesso. Non so perché ogni tanto capita di parlare con qualcuno e dice sì no vero. Vabbè, però quello era l'inizio, quello no. Quindi sto apprezzando anche tanto che tu ci stia parlando di questo tuo momento. Ero un po' preoccupata quando l'ha tirato fuori Ivan, che tu ne stia parlando anche con, rivendicando anche l'orgoglio che non si rinega mai. A parte un successone esilarante. Sì, ma poi è un percorso, cioè, per dirvi, nel senso, io adoro il circo, ho fatto clown, ho fatto cioè l'arte è fatta di anche come se un musicista dicesse no, io suono il piano e quindi poi non canto o non faccio quel genere di canzoni, non lo so, secondo me c'è chi c'ha un po' di puzzetta sotto il naso nel mondo dell'arte, esistono e non sono pochi, però quindi ti faccio i complimenti invece per il tuo approccio. Grazie.
Cristiano, noi ti ringraziamo davvero di cuore e ti ripeto, il format è a tua disposizione se vorrai coinvolgere i tuoi allievi, ci fa un piacere immenso, perché facciamo un collegamento direttamente da Ravenna. Sì, ma ci piacciono molto le formule miste, quindi oltre ai grandi ci piace molto dar voce ai giovani talenti. Fai buon viaggio, un buon lavoro. Grazie Cristiano Ciao, Caldironi per essere stato ciao, qui con caro. noi, buona giornata.